particolare rilievo. Sentiamo Lorenzo Caffè. Teresa d'Alba, splendida località in provincia di Cuneo, ha ospitato presso l'associazione ippica Cin Cin Land il terzo appuntamento dei 6 previsti del Gran Premio Italia Cinzano di equitazione di Formula 1, valido anche per le qualificazioni al campionato italiano, le cui fasi finali si svolgeranno nello splendido centro di Alabirdi in Sardegna a settembre. Altre gare, una di queste in particolare, ha riguardato il sempre più interessante circuito d'eccellenza. In questa terra di vitigni DOC, di tartufi pregiati, ben si colloca l'abbinamento con il cavallo, quadrupede nobile per eccellenza, vero Maria José Gallese, capo ufficio stampa della manifestazione? Qui siamo in un luogo particolare, in quanto la nostra associazione ha sede a cavallo di 2 comuni, ma non solo, di 2 terre note in tutta Italia per i suoi vini. Infatti la nostra associazione ha sede a cavallo tra il comune di Santa Vittoria d'Alba e il comune di Verduno. Il Gran Premio si svolgerà a Santa Vittoria perché il campo in erba è a Santa Vittoria. È interessante questo perché il fiume Tanaro, che divide queste 2 terre, taglia proprio a metà questo nostro centro ippico. Noto per la notorietà di questa terra è legata, come diceva prima lei, soprattutto ai vini che nelle Langhe sono un po' il succo, il frutto del lavoro della nostra gente. I vini famosi delle Langhe, forse non è neanche il caso di ricordarli, sono il Barolo, sono il Barbaresco, sono il Nebbiolo d'Alba, la Barbera d'Alba. Invece quelli del Roero sono forse meno noti, ma altrettanto importanti. Sono il Roero, il Nebbiolo d'Alba, che è anche una DOC e ha caratteristiche forse leggermente diverse dalle altre, e l'Arneis e la Favorita, che è un vino che si coltiva anche nelle Langhe e che è con l'Arneis un bianco secco che è adattissimo per questa stagione. E veniamo più propriamente a questo Gran Premio Italia Cinzano, che vede presenti alla vigilia di Atlanta, fatta eccezione per Smith e Puricelli impegnati all'estero, tutti i migliori cavalieri dell'equitazione nazionale. Il Gran Premio si articola su 2 manche, penalità e tempo, accedono alla seconda solo il 25% dei concorrenti, eventuale barrage, tracciato selettivo con direi ritmi stretti, anche se con altezza contenuta, 150 cm di media circa, del grande Olaf Pedersen, coadiuvato dal nostro chef de piste Uliano Verzani, montepremi di 30 milioni. Pubblico, addetti ai lavori, funzionari, ancor di più il commissario tecnico della nostra squadra di salto Henk Noren, sono in attesa di indicazioni utili per le scelte olimpiche. Petersen è una dei migliori course designer in Europa, mondiale, e è importante che lui arriva 1 o 2 volte per anno in Italia. Lei è spettatore interessato di questa manifestazione perché deve prendere sul suo taccuino degli appunti. Quando è che sceglierà dunque i nomi dei rappresentanti italiani per Atlanta? A Aquisgrana, la prossima settimana è ancora il concorso importante a Pavarotti. La settimana dopo è Aquisgrana e alla terzo o 4 giorni a Aquisgrana ho scelto le 3 o 4 nomi per Atlanta. Ma io credo che è successo un po' di pasticci con le qualificazioni, per cui dei cavalieri che hanno confermato la loro iscrizione, delle federazioni, o meglio ancora dei comitati olimpici che hanno confermato la loro iscrizione, in effetti non avevano le qualifiche, quindi è una fase di controllo che però è iniziata solo il 12 di giugno, in questo momento stanno venendo fuori queste mancanze, speriamo che ce ne sia ancora uno. Ecco, già un miglioramento c'è stato rispetto a qualche tempo fa, quindi speriamo ancora in un altro gradino per essere poi al completo in America. Certamente. Ed entriamo ora in medias res. Tra l'altro siamo in compagnia di personaggi illustri dell'equitazione, quali Alessandro Pellegrini, che è direttore di riviste specializzate sul cavallo, Giuseppe Moretti, presidente dell'Associazione Nazionale Istruttori Equestri, e poi abbiamo Uliano Vezzani, abbiamo già detto, direttore di gara, chef de piste se preferite. Arriva anche Lupinetti, cavaliere di rango, già olimpionico, sono qui accanto a noi. E veniamo direttamente alla fase finale della seconda manche, cui avevano acceduto 15 binomi su 60 partecipanti. Siamo in odor di barrage. Gli ultimi concorrenti sono Guido Dominici e Roberto Arioldi. Ecco, prima che inizi Guido Dominici vorrei velocemente ricordare che sono presenti i più grossi nomi italiani, eccezion fatta
sinistra per Smith e Puricelli. Ecco, come mai mancano questi due grossi campioni? Cioè, lo sappiamo, ma io glielo chiedo, Moretti. Ma uno è su in Olanda che sta rifinendo un po' la preparazione per fare Pavarotti, perché la scuderia della signora Lucchini ha sede là in Olanda, e Emilio Puricelli hanno invitato ad andare in un concorso di Formula 1 sempre giù lì a Caserta, per cui lui Monte Calli San Patrignano, così credo che ci sia stato un mezzo accordo in quel senso. Bene, seguiamo ora la prova di Dominici con Friso, cavallo olandese, triplice, passaggio indenne, prima gabbia, bene nel doppio elemento, carré, stretta mano sinistra per andare ora al verticale su cancello. Seconda gabbia, affrontata con calma, con molta calma, e infatti i miei illustri ospiti facevano osservare che bisogna stare attenti anche al tempo. Siamo all'ultimo ostacolo, al muro, percorso netto. Sentiamo ora che non ci sia penalità di tempo. Aspettiamo Alessandro Pellegrini, 0 penalità, mi conferma. E per il tempo dunque? Per il tempo è rimasto nel tempo massimo consentito, nei limiti di tempo, per cui si qualifica anche lui per il barrage, e quindi sono in 3 binomi a disputarsi questo terzo Gran Premio Italia, ad ora, ma non è detta l'ultima parola. Non è detta l'ultima parola. E vediamola l'ultima parola ora. Roberto Arioldi, nome che non ha bisogno di presentazioni, Loro Piana, Diebol, cavallo neozelandese, Diebol Take, Fise, un nome lunghissimo, tra l'altro, d'altra parte siamo abituati oramai, bisogna dirlo, perché cavallo della Fise. Sì, Loro Piana è lo sponsor, Double Take è il suo nome di battesimo e Fise è il nome del coproprietario, perché metà del cavallo è della Fise e l'altra metà è di Roberto Arioldi. Eccolo qui al verticale su cancello, passato un po' in velocità, direi. Sì, ma è un po' il suo modo di saltare, di questo cavallino qua, che ama un pochino la velocità, è un cavallo non tanto grande. Questi cavalli australiani così o neozelandesi sono tipo puro sangue, che hanno bisogno un pochino di andatura. Ed eccoci i 3 elementi finali. Passato bene il primo, bene il fosso, unico oxer di questo tracciato, e bene anche il muro finale. Qui aspettiamo, 0 penalità e siamo nel tempo. Signori, il barrage sarà a 4. Allora il barrage vedrà per la vittoria finale di fronte Natale Chiaudani con Reingold de Luynes, Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò, Guido Dominici con Friso e Roberto Arioldi con, nome lunghissimo, Loro Piana Diebol Take Fise. Al momento di Natale Chiaudani, che è il primo cavaliere in questo barrage. Ricordiamo che l'altezza media della seconda manche, come quella della prima, era tra 145 e 150 cm, ora il barrage naturalmente è ridotto a pochi ostacoli. Superato indenne il primo, eccolo alle tavole verticali, anche questo bene, triplice, tolto un elemento della gabbia, quindi è rimasto un elemento unico, ed eccola l'unica gabbia di questo barrage, con una curva molto stretta di mano destra, ed ora mano sinistra per il finale, tolto il fosso, e ci vediamo sul muro finale, passato in gran velocità da Chiaudani con Reingold de Luynes, 0 penalità. Sentiamo il tempo, ecco, 39,70 è il tempo, e quindi diventa il tempo da battere.
Come le è sembrato questo percorso, Lupinetti? Direi che ha ben galoppata, ma secondo me il favorito è Moyerson, penso che sicuramente lui farà meglio. Ed è ora il momento di Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò. Sta per affrontare il primo elemento, un cavallo di 16 anni, non scordiamocelo, un grigio bellissimo. Lasciamo il commento a Pellegrini. Sì, Duganò è sempre fantastico, veramente uno stile impeccabile nel salto. Ecco, guardate quanto margine c'è tra il suo salto e l'ostacolo. Ecco, fantastico, è uscito molto bene con un colpo di schiena dalla gabbia. Verticale su siepe. Ecco, l'ultimo ostacolo. Lo richiama. Fantastico. Molto bello, avete visto con quanta perizia Filippo Moyerson ha richiamato il suo cavallo prima del muro finale. 0 penalità, ascoltiamo il tempo. È diventato oramai come in Formula 1, qui dobbiamo, Formula 1 automobilistica. Per i tempi, 39,61 per 9 decimi, Filippo Moyerson applauditissimo. 9 centesimi, pardon, se no dovremmo dire 90, certo, 9 centesimi. E abbiamo Filippo Moyerson al comando per ora in questo barrage finale a 4. Si avvia ad effettuare la sua prova. È importante il percorso, ovviamente netto, e il tempo. C'è da dire che comunque Guido sta già galoppando con una notevole andatura. Praticamente ci sta dimostrando che quello che avevamo detto sui non rischi non è assolutamente vero. Sta cercando di vincere la gara. Anche la triplice bene, all'elemento della ex gabbia di prima bene, molto stretta questa mano destra per... Peccato sulla gabbia, il primo elemento della gabbia, ed ora siamo ai verticali su siepe, anche di un altro errore in gran velocità, il muro l'ha preso a una velocità tremenda, scusate, anche è incredibile la velocità con la quale ha affrontato questo muro finale. Cosa è successo secondo voi? Lupinetti. Ma secondo me innanzitutto ha esagerato e poi, visto che ha fatto 2 errori, l'ha un po' cercato, un errore così molto grossolano, e tutto qui. E ora invece siamo a Roberto Arioldi col suo cavallo neozelandese dal nome infinitamente lungo, Loro Piana Double Take Fise. Deve cercare il percorso netto e deve naturalmente cercare di avere alla fine della prova un tempo inferiore a 39,61, che è quello di Loro Piana Duganò di Filippo Moyerson. Sì, appartengono più o meno alla stessa scuderia, diciamo, sono tutti e 2 cavalli targati Loro Piana. Non vorrei che anche quello che andavamo dicendo per Guido Dominici fosse vero anche per Roberto Arioldi. Anche lui sta cercando la vittoria. No, si allarga abbastanza. Eccolo all'elemento ormai unico di quello che era la gabbia di prima. Ora invece nella gabbia vera e propria molto bene. Attenzione, si cerca la vittoria, siamo d'accordo su questo. Vediamo Roberto Arioldi. Peccato, ha vinto Filippo Moyerson. E ora supera anche l'ultimo ostacolo, ma abbattendo un elemento, 8 penalità. Quindi abbiamo questa classifica finale, il Gran Premio Italia Cinzano di Santa Vittoria d'Alba è stato vinto da Filippo Moyerson su Loro Piana Duganò, secondo meritatissimo posto per Natale Chiaudani su Rheingold de Luynes, cavallo che già conoscevamo, terzo Roberto Arioldi su Loro... di un cavaliere che tenta di prendere il primo posto a Michel Robert.